Sicuramente c'è un aumento della patologia tiroidea sia di tipo benigno che di tipo maligno. Una parte di questo incremento è sicuramente dovuto al fatto che oggi è più facile diagnosticare queste patologie, in quanto la diffusione delle ecografie permette di andare a vedere una patologia che sino ad alcuni anni fa non era di fatto conclamata. Le malattie alla tiroide sono in aumento, lo certificano l'incremento delle prestazioni del reparto di endocrinochirurgia dell'azienda ospedale di Padova. L'unità operativa complessa si occupa della patologia tiroidea, paratiroidea e quella surrenalica con un approccio multidisciplinare ed integrato. Importante per il primario la prevenzione. Probabilmente ci sono dei fattori di rischio che stanno determinando un aumento, alcuni fattori di rischio sono ampiamente noti, l'esposizione a radiazioni ionizzanti è una delle cause, altre non sono ancora note. La letteratura internazionale sta studiando queste argomentazioni. Il reparto padovano è il primo centro in Veneto per chirurgia tiroidea e paratiroidea ed è il terzo centro in Italia per interventi chirurgici per tumore maligno tiroideo. Proprio a Padova il caso di una donna 76enne con un tumore che si riteneva inoperabile e che grazie a un approccio multidisciplinare è stata curata. In questa paziente siamo riusciti ad indirizzarla a queste terapie neoadiuvanti, le quali hanno avuto un risultato veramente importante, in quanto hanno creato quello che è il cosiddetto downstaging, cioè la riduzione di massa di malattia, e abbiamo ricondotto la paziente alla operabilità e l'abbiamo appunto operata con un intervento importante, non eccessivamente demolitivo, perché dobbiamo tenere presente che in questi casi il rischio è quello di creare degli interventi che impattano seriamente poi su quella che è la qualità di vita dei pazienti. Siamo riusciti a operarla e la paziente è attualmente in buone condizioni, con una qualità di vita assolutamente accettabile.